È all'alba di domenica scorsa nel parcheggio della discoteca Playa Loca a Castelfranco Veneto, quando la nottata sta finendo e molti giovani rientrano verso casa, che succede tutto e tutto in pochi minuti. Ora è tutto più chiaro nella dinamica del delitto che ha portato alla morte a causa di 5 fendenti di Lorenzo Cristea Padovano di Tre Baseleghe, grazie ad un video diffuso ora dagli investigatori agli organi di informazione, girato da un testimone che si trovava all'interno della sua auto. Nel video, registrato con lo smartphone che dura circa 2 minuti, le sequenze più cruente dell'omicidio, culminate con le 5 coltellate costate la vita a Lorenzo, che aveva solo 20 anni ed è morto in ospedale a causa della forte emorragia causata dalle coltellate. La clip è stata spontaneamente consegnata ai carabinieri di Castelfranco Veneto direttamente da chi l'ha registrata. In manette, lo ricordiamo, sono finiti Badr Rouaji, 19 anni, di Montebelluna, incensurato, che continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere, e Taha Bennani, 21, le cui dichiarazioni non convincono gli investigatori. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, il diverbio tra i 2 nordafricani e il gruppetto di cui faceva parte la vittima sarebbe scoppiato all'interno del locale, sembra per un tavolino. Gli addetti alla sicurezza hanno allontanato dal posto i 2 marocchini, che hanno atteso all'esterno i rivali per vendicare l'accaduto. Fuori dal locale, a 800 metri di distanza circa, la situazione sarebbe poi precipitata. Si scatena una rissa fra i 10, spinte, pugni e calci. Poi fanno la loro comparsa 2 coltelli. Lorenzo viene colpito 5 volte, mentre Alessandro, raggiunto da 6 fendenti, cade gravemente ferito. I 2 aggressori fuggono, ma vengono individuati e trattenuti dai buttafuori fino all'arrivo dei carabinieri. L'inchiesta sull'omicidio, coordinata dal pubblico ministero Giulio Caprarola, ha portato ad iscrivere nel registro degli indagati per rissa ben 7 giovani, tutti i componenti della comitiva di cui faceva parte la vittima. Sono state poste sotto sequestro le 2 auto con cui i feriti e lo stesso Cristea erano stati accompagnati in ospedale dopo l'agguato. Altra certezza è quella riguardante lo stato psicofisico dei protagonisti della rissa. Erano tutti ubriachi e forse alterati anche da altre sostanze.